Buon pomeriggio restofanti, eccoci tornati su Crusader Kings 2 con i nostri ottomani, i nostri sultani che cercano di espandersi in tutta questa parte qua dell'Asia Minore e anche della Grecia. Allora, per ora perlomeno, obiettivi diciamo poco ambiziosi. Allora, eravamo rimasti con il nostro Murad I, che è veramente un sultano che è resistito alla peste ed è riuscito a anche espandere poco il suo territorio. Aveva fatto diverse alleanze, aveva fatto un'alleanza con questi signori. Non chiedetemi di pronunciarlo perché non ce la faccio. Comunque abbiamo fatto un'alleanza con loro in chiave anti-georgiana, ma soprattutto per prendere questi territori qua centrali. Il problema è che non posso dichiarare guerra perché non ho abbastanza pietà. E inoltre, stavo guardando, potremmo dichiarare una guerra santa contro la Georgia, che però... e una guerra santa contro Bisanzio. Allora ragazzi, io quasi quasi una guerra santa contro Bisanzio io la farei. O un'invasione della Tracia, quindi ci prendiamo tutta questa parte qua che non sarebbe male, oppure qualcosa di un po' più piccolino. Però ragazzi sarebbe proprio da fare, proprio da invadere. Tra l'altro guardavo i territori ortodossi non sono grossissimi rispetto invece ai nostri che guardate quanti sono. Quindi se io invoco una guerra santa può essere che ci troviamo in numero nettamente maggiore. Però il problema è che il nostro esercito rispetto a quello di Bisanzio perlomeno è veramente messo male. Quindi abbiamo bisogno di recuperare. Loro hanno 5,4k e hanno due guerre all'attivo. Vabbè, una è una ribellione. Invece io, ragazzi, purtroppo il mio esercito è penoso. Sono 3500 uomini, quindi praticamente quasi la metà. Ah, tra l'altro questo lo andiamo a ribellare, che lo avevamo catturato nella scorsa guerra. Ma non mi interessa tenerlo. E non solo, ma abbiamo detto, guardiamo il numero di uomini, noi abbiamo, eccoli qua, abbiamo solo praticamente la metà rispetto a quelli che dovremmo avere. Quindi direi che attendiamo almeno di arrivare a 2/3 almeno di potenza, perché così se no ragazzi finiamo male. Non ho neanche da prendere troppi mercenari, quindi ho bisogno di reclutare. Andiamo a vedere un attimo. L'obiettivo me lo fa... Oh, finalmente. Mamma mia, oh. Finalmente. Allora, non mi interessa avere l'intrigo, perché non è una cosa che mi riguarda. Potrei fare affari. Sovranità. Potrei farlo. Guerra, onestamente, sì, ci potrebbe stare. Perché sono in modalità di guerra, però in realtà sovranità forse è la cosa migliore per guadagnare un po' più di soldi. Che alla fine sì, vabbè, sono un mediocre combattente. Ah, a parte che ho questi bonus che sono a tempo. Beh, oddio. Sì. Beh, ho dei buoni bonus adesso. Va, potrei provare a fare guerra a questo punto. Per aumentare... Beh, sì, anche amministrazione. Vabbè, dai, facciamo guerra. Finalmente, ragazzi, ci siamo tolti questo intrigo che era veramente fastidioso. Allora, mi sto preparando per il viaggio alla Mecca. Mi è parso di capire che ci sono membri della mia corte che ancora non sono stati in pellegrinaggio. Come sultano, il mio dovere è essere caritatevole verso il popolo e porterò uno di loro con me. Allora, potrei portare il mio maresciallo. Sì, perché l'ultima cosa che avevo fatto era andare a fare un viaggio alla Mecca. Va bene. Per uno di denaro. Va bene, lo porto con me. E ce ne andiamo alla Mecca. Ok, va bene. Tanto dobbiamo far risalire le truppe, quindi ci sta. Ci sta, ci sta. Aspettiamo che risalgano. Intanto 3 titoli possono essere creati, ma non voglio spendere soldi. Allora, attenzione. Ok, perfetto. Navigare fammi il mal di mare. Fortunatamente c'è Hafiz che sulla nave che recita il passaggio sacro del Corano. E a loro fu servita l'oro da bere con coppa contenente un infuso di zenzero. E mi fa sentire meglio. Bene, abbiamo recuperato un po' di pietà. Perfetto, che era quello che ci si interessava. E viaggiare verso la Mecca da parecchio tempo per riflettere.
Un uomo non dovrebbe accedere nel cibo e dovrebbe sempre astenersi a bere vino. Alhamdulillah, ok, che ci fa guadagnare 15 di pietà, perfetto, che è esattamente quello che mi serviva, un po' di pietà. Ok, perfetto, così posso anche attaccare i miei amici, vicini. Ok, allora, quando una sera ti fermi per accamparti, noti che un vecchio uomo in abiti poveri si è accampato nello stesso posto. L'uomo si offre di raccontarti un hadith in cambio di un po' di pane. No, no, va bene. Il vecchio comincia a dirti, vabbè, guadagniamo uno di oro, quello che abbiamo speso. Comincia a dirti che Kaabim Malik ha riferito che il messaggero di Allah, possa Allah benedirlo e concedergli la pace, ha detto: due lupi affamati sparsi tra le pecore non causano tanto danno quanto può fare, tanto quanto può causare l'avidità per il denaro e il prestigio nella fede di un uomo. Bene. Vabbè, dai, ci sta un bel viaggio spirituale. Allora, mentre celebri il voodoo, prima delle preghiere notturne, un compagno pellegrino ti fa notare che l'acqua non è pura. Aia. La purezza è metà della fede, quindi guadagniamo 10 di pietà. E l'opinione di Timaro Ridvan sul sultano Murad cambia di 5 per 60 mesi. Va bene. Ok. Ok, siamo arrivati alla Mecca. Cambi i tuoi abiti da viaggiatore con i bianchi vestiti dell'Ihram. Questo tessuto è progettato per far apparire tutti alla pari, dato che agli occhi di Allah non c'è alcuna differenza tra sultano e un povero. Mi rendo umile, assolutamente. Ah, posso guadagnare superbo o umile. Quindi trovi alla Kaaba e inizi il Tawaf. Farai 7 giri attorno alla pietra nera e ogni volta che completi un giro ti rivolgi verso la pietra e dici il nome di Allah. Allah è grande, Allah è grande, Allah è grande e lode sia ad Allah. Allora, vediamo. Posso prendere il tratto superbo, vedrò ogni giro che viene solamente le prime 3 volte, oppure umile. Allora, io ho moderato, fiducioso, ambizioso però anche, giusto, e pigro. Allora, secondo me qui le caratteristiche che possono influenzare sono moderato, che mi spingerebbe verso prendere l'umiltà. Fiducioso, che mi spingerebbe verso... Ma no, in realtà no, potrebbe essere sia uno che l'altro segno. Ambizioso, che mi spingerebbe verso superbia. Sì. Poi, giusto, non cambia nulla, però pigro, secondo me, è quello che mi incide di più, perché la mia pigrizia non me lo fa gridare a ogni giro, me lo fa gridare solamente le prime 3 volte, quindi secondo me l'umiltà è il tratto che potrei andare a prendere di più, e quindi lo andiamo a prendere, perfetto, io sono diventato umile, perfetto. Ci sentiamo rinvigoriti anche, quindi più uno di salute, wow, fantastico. Attenzione, dobbiamo cambiare, diventa un esempio di virtù. Ah, quindi vogliono che io diventi un esempio di virtù. Ah, non credo proprio. Se riesco sarò conosciuto come il santo. Va bene. Allora devo cambiare, vabbè, i tratti. Però vabbè, adesso c'è la guerra, quindi... distruggerò... Allora, quindi un gruppo di banditi ha costretto il nostro gruppo a fare una sosta. Siamo in inferiorità numerica, ma... con la gioia nei nostri cuori, per via del nostro pellegrinaggio, abbiamo la possibilità di sconfiggerli. Distruggeremo questi infedeli. Aia. Wow. Wow, 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 wow. Distruggeremo questi infedeli. Io... Sì. Rischiamo la vita? Sì, lo facciamo. Perché? Allora, perché siamo umili, moderati, che non è che ci aiuta molto, però sono fiducioso nei miei compagni di viaggio, sono ambizioso, quindi penso di potercela fare, sono giusto perché questi si meritano una lezione, e va bene, sono pigro, ma in questo caso direi che si parla per della vita. Il fatto che sia un codardo, in realtà... non c'entra poi molto neanche con il discorso che abbiamo fatto obiettivo guerra, quindi ci siamo potenziati. Io direi distruggeremo questi infedeli. Perfetto, non prendo nessuna ferita. Perfetto. Aspettate, aspettate. Lui è morto. Ah, cavolo, è morto giovane. E quindi c'è il Timaro Yaman di Nicopoli.
Ah, ok, va bene. Combiniamo fidanzamento. Vediamo se riesco a portarlo dalla mia parte. Wow, lei, mio nipote, è veramente qualcosa di eccezionale. Sono sanguigni. Allora, lui non mi vuole tanto bene. 12, 26, 16. 9, ma mi sembra un po' deboluccio lui, no, dai. Ok. Abbiamo consiglio, ci sono tutti, perfetto. Va bene. Allora, vediamo un attimo. Come è messa Bisanzio? Ha 5007 truppe, io ne ho ancora poche. Allora, non c'è altro dio che Allah e il Maometto è il suo messaggero, quindi perdiamo. Ora che sono tornato alla mia corte, sono come un uomo nuovo. Sono veramente sottomesso di fronte a Allah e so che tutti gli uomini sono uguali e possono vivere in armonia tra loro. Quindi prendo più metà mensile, perfetto, opinione musulmana e... Ah, ok. Quindi mi vogliono... Bene, mi vogliono tutti, ho ripreso il controllo, benissimo. E quindi la guerra santa ci sta di bestia, ragazzi, perché è vero che posso vivere in armonia, però la voglio fare anche per Allah. Purtroppo veramente poca pietà, anche se ne guadagno molta, però poca pietà comunque. Allora, vediamo, quindi adesso io potrei attaccare. Esatto, adesso io potrei attaccare. Andiamo a vedere a livello economico, no, cultura economico, cosa mi dà questa città qua, ma non molto alla fine. È molto ricca questa. Devono ancora recuperare un sacco qui. Allora, anche qua. Questa ci sta perché mi unirebbe un po' il continente, diciamo. Lui, io non posso dichiarare guerra, no? Potrei. Però solo per uno. Obbliga la vassalizzazione. Perché non posso? Combattimento, il fratello della fede unito, perderemo 2 pietà al mese. Non me lo fa fare, però. Ah, cavoli. Devo avere un prestigio superiore a 1000 per poterlo fare. Non ho diritto di reclamare le terre. Poi lui è anche simpatizzante cristiano, però questi mi servirebbero, poi mi servirebbero anche tutte queste qui, però. Vediamo qua cosa sta succedendo invece. C'è una mega guerra, attenzione, contro di lui e... Porca miseria. Contro i musulmani. Quelli che però non mi piacciono. E contro di loro. Invece il nostro amico qua è musulmano. Non posso farci nulla. Allora qua secondo me lui potrebbe vincere. Se vince sarebbe un'ottima cosa. E potrei dichiarargli guerra, vediamo. Sì, potrei dichiarargli guerra. E prendere uno di questi 3 territori, ma non mi conviene. Lui potrei dichiarargli guerra, no? Quindi alla fine non mi cambia poi molto. Questo non la voglio fare, io devo occuparmi di questa fascia qua. Allora, vediamo. Aspettiamo che vadano ancora in guerra. Attacca la contessa. Ah, ok, di Stessalia, quindi niente di che. L'Epiro qui non ha intenzione di unirsi a me. Guarda, guarda. Combiniamo un finanziamento con una delle mie nipoti. Cos'è lui? Quante? 8 anni. Ma non accetta perché non saranno della mia fede. Fatemi vedere, infatti. Attenzione, allora mi chiede di sposare mia nipote. 17 anni.
No, assolutamente no. Ah, di metterlo? No, no, no. Assolutamente no. Lui ne ha 15, ma assolutamente no. Piuttosto, allora... farà debole. Vediamo. Lui ne ha 7. No, non vuole. No, non vuole. Ok. Non ancora perlomeno. Mi piacerebbe tanto attaccarli, ma... Lo risarcito è qua. Ok. Bene, stiamo recuperando come popolazione, per benissimo. Qui... allora, i vassalli hanno ora le reclute al massimo. Anzi, stanno aumentando. Anche le mie pian piano, molto piano. Bilancio in passivo, i contadini di Kutaya stanno lentamente tornando a rispettare. Ok. Ok, ci entrano più soldi, fondamentalmente. Bilancio in passivo. Ci ha lasciato il cappellano, immaginavo. E potremmo accogliere lui come cappellano, anche se ha un 71. Però vuole diventare un consigliere. Anche lui in realtà vuole diventare un consigliere. Vassallo potente. Arrabbiato perché non fa parte del consiglio. No, voglio diventare tutti consiglieri in realtà. Però mettere un meno 71 è un meno 71. Se io gli inviassi un dono è 64. No. Metto lui, che mi vuole solo un 15. Però va bene così. Lui come mai è arrabbiato con me? Perché? Dominio troppo vasto. Ok, un dominio troppo vasto. Lo so. Devo mollare qualcosa a qualcuno. Però a chi lo mollo? Potrei mollare qualcosa a mio figlio, ma è troppo piccolo. E adesso non me la sento. Ne ritengo per ora. Certo che cavoli ce ne ho. Ah, vediamo a proposito, ragazzi. Posso fare una legge. Alta, alta, alta. Posso promuovere una legge per aumentare. Ecco qua. Obbligazioni di vassalli. Allora, i vassalli mi devono dare più leve. Allora, fatemi vedere una cosa. Il regno feudale, nessuna amministrazione tardiva. Centralizzazione bassa. No, io la vorrei alta. Limite ai vassalli più 5. Questi sono i vassalli, ne posso fare fino a 27. Condizione delle donne marginale. Allora, potrei aumentare la centralizzazione. L'unità di successione all'interno regolamentata. Ah, questo è interessante. Allora, sicuramente la centralizzazione mi serve anche questa, cioè che i vassalli non possono più lasciare il regno attraverso la successione ereditaria, ma adesso io ho bisogno di leve, quindi voglio più esercito, quindi facciamo questa. Cambiare leggi sui possedimenti costa 100, wow, di pietà, 100 è tanto ragazzi. Quindi anche questa, sì, e anche questa, sì. Mentre se invece vado a fare la centralizzazione, anche questa e anche questa qua. Ok, quindi qualsiasi cambio faccio mi costa, va bene. Allora lo vado a fare qua, nel tentativo poi di fare una guerra santa. Speriamo che sia la tattica giusta, ragazzi. Bene. Fatemi vedere adesso le truppe a disposizione. Adesso iniziano ad essere molto di più. Bene. Bene, bene, bene. Allora,
Murad è preoccupato che il popolo del mio regno manchi il giusto verdetto, perché non ha ancora scelto un capo quadi che si prenda cura di tutte le questioni legali. Per alleggerire le sue preoccupazioni, Murad è venuto da me e ha suggerito qualcuno che lui crede potrebbe essere un ottimo capo quadi. Codardo, omosessuale. Va, oddio. Vabbè, un teologo però accademico. Ed è venuto il mio cortigiano. Wow, che tratti bellissimi che ha questo. Allora, fatemi vedere. Mi dispiacerebbe introdurlo. No, però scusate, lui ha già... Scusate, Timaro Arsi, indicono Servon. Ottiene al posto di lui. Ma non sono la stessa persona. Timaro Arsi, indicono Servon, è la stessa persona. Boh, sì, ok, va bene. Mi ha aumentato il sovrano, il parere, va bene. Potrei inviare il dono, ma non lo faccio. Loro sono in guerra, benissimo, contro la rivolta contadina di Adrianopoli. Ok. Chiediamo guerra e invasione della Tracia. Qui la guerra come sta andando? Intanto la Georgia è diventata più grande, mi sembra, sì, si è presa questo stato qua. Non buono. Fatemi vedere un attimo la Georgia, cioè lui, come sta andando la guerra. Ah, in due guerre. Niente, attendiamo. Vediamo, riuscissi a espandermi qua. Maledizione, sarebbe veramente ottimo. Fatemi vedere a livello di... scusate, di... non valgono niente queste province qua però. Le più ricche sono qua. Lo so che possiamo fare invece che... lo so. Mi piacerebbe molto. Sono tentato, ragazzi, però dobbiamo aspettare ancora che l'esercito si rimpolpi, perché comunque non arriviamo a 4500 uomini. Invece qui Bisanzio ne ha 5500, quindi... Bene, ottiene il tratto teologo accademico, perfetto. Brava. Intanto, mio figlio, ok. Niente, oh, non vuole. Con chi sono in guerra, scusate, loro? Con... Contea di Famagosta, ah, ok. Vabbè, tanto la vincono subito. Che ho paura che vengano qua, ragazzi. $5.500. Aspettiamo ancora un po'. Anche perché non è neanche abbastanza moneta. Ah, prendo troppo poco. E vabbè. Si fa quel che si può, ragazzi. Poi la borghesia voglio che mi dia più tasse. Attendiamo. Attendiamo. Allora, un uccello nuovo è arrivato alle stalle. E un nuovo libro sull'arte della poesia mi aspetta in biblioteca. Mm. Ho più probabilità che il libro sia pieno di ispirazione. Va bene, facciamo il libro. I promessi sposi possono sposarsi. Allora, il mio vassallo con... Attenzione, con... Il mio vassallo con mia nipote, va bene. Li inviamo. Così ce lo portiamo dalla nostra. Dammi una penna, benissimo. Prendo più diplomazia.
Ok, perfetto, si sono sposati, perfetto. Adesso mi detesta anche lei, però lei è casta. Caro mio. Caro mio. Lei è casta. Qui chi è in guerra? Contro chi? Contro chi? Il ducato di Sanno. No, no, no. Allora gli chiedo di unirmi alla... Ah, guerra santa per il Benji Bay. Guerra santa per... La duchessa può utilizzare questo caso bello in possesso di titoli detenuti dagli infedeli. Quindi io posso entrare in guerra santa. La duchessa qua, quanto c'ha di eserciti? 5.000. Tendenti. Allora io, ragazzi, provo a entrare in guerra con lui. Provo a entrare in guerra con lui. Vediamo. Io però, se vincessimo la guerra, la duchessa paga. E io non ho guadagno niente. Sì, guadagno pietà. Ne guadagno un sacco, tra l'altro. Va bene, mi sono convinto. Entriamo in guerra anche noi. Adesso aspettiamo che compaia il bollino. Bene, siamo in guerra. Perfetto. Ok, eccola qua. Siamo quindi in due. C'è anche lui. Ok, allora. Qui ci sarà l'esercito principale. Con lui. Lui. E io. Va bene, dai. Mi metto dentro a combattere. Ridistribuiamo le truppe. Allora, attenzione, provano un attacco qua. Quindi vado anch'io a difenderlo allora. Attenzione. Deve essere l'elemento decisivo, per la battaglia. Attenzione. Quindi questi li uniamo. Li portiamo qua. Fama e fortuna mi attendono. I miei modesti tentativi di riscrivere poesie non erano mai stati pensati per essere pubblicati. Tuttavia, io vado, bardi, i menestrelli recitano e cantano le mie poesie. Ah, questo sono io? Ah sì, in assetto da guerra. Divento poeta. O prendo prestigio. La mia poesia non è mai stata compresa dalla gente. Fama, voglio la fama. Eccola qua, guardate che bastonata stiamo dando ai nemici. Benissimo. Benissimo. Benissimo, ragazzi. Andiamo a liberare la città. No, andiamo a fare conquiste. Fatemi vedere qui. Ok. Questa chi è? Ah. Ok, tutti sotto un'unica bandiera. Prendiamoci anche la licia. Allora, il mio maresciallo ha scoperto un uomo di grande talento militare chiamato Seisan, è disposto a dividere i nostri ranghi. Ah, wow, 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 wow. Allora, lo facciamo, come si chiama? Seisan. Allora, perfetto, calmi, lo facciamo. Conferisce un titolo onorifico. No, aspettate.
Assegna un tutore che di lasciare con te. Testardo, fanatico, appagato, scaltro. Wow. Allora, lui. A lui. Allora, aspettate, Gli diamo titoli minori. Perché ci sono già abbastanza comandanti. Allora, congediamo lui. E prendiamo il nostro amico Fritz. E tra l'altro il nostro amico Fritz lo leghiamo a noi con un bel matrimonio. Perché mi piace lui. E gli diamo lei che scaltra. Mamma mia, che coppia devastante questa. E poi gli diamo anche un terreno. Gli diamo. Allora, gli diamo questo qui. Izmir. No, Izmir mi sembra un po' troppo bellina da dargli. Diamogli tipo questa che è devastata. O questa che è ancora peggio. Ankara. Ma gli diamo Ankara, gli diamo. Allora, aspettate. Command Essential Measure, qua. Gli diamo. C'è un titolo tenero, gli diamo Ankara. Dov'è Ankara, ragazzi? Ankara. Perfetto. Non so perché è andato via il cappellano. Boh, vabbè. Chi mettiamo? Chi mettiamo? Ma mettiamo lui, dai. Che così lo facciamo contento. Nome di corte. E ha 18 anni. Allora, lo facciamo legare sempre con mia nipote. Così non ci fa bastardate. Va bene. Andiamo avanti. Perfetto. Allora andiamo avanti. E prendiamoci la Licia. Ok, è arrivata un po' di gente. Bene. Chiamiamo il medico, che non ce l'abbiamo ancora. Speriamo di trovarne uno decente. Ah, beh, sono pianure. Queste la riprendi. Uno scambio equo. Allora, ti è giunta la voce di un vecchio uomo molto amato chiamato Aladdin, che abita in un villaggio vicino. Scusate, che abita in un villaggio vicino. Il vecchio uomo trascorre i suoi giorni aiutando gratuitamente gli abitanti del villaggio su varie questioni mediche, come ad esempio preparare rimedi erboristici. Ah, ok. Quindi questo qui diventare medico. Ah, però è medico famoso, acuto. Oh, interessante. Sì, sì. Uno scambio equo. Assolutamente. Morirà di vecchiaia, però, vabbè. Ok. Adesso diamo una bella stangata. Mohamed Visgutin è arrivato. Ah, il medico, eccolo qua. È già sposato, tra l'altro. Va bene. Qui cos'è? Montagne, fatemi vedere. Montagne. E attaccarlo sarebbe un azzardo. Intanto prendiamo di Alicia, che ci facciamo un po' di... Ci facciamo un po' di grano. Bene. Bene, bene. La situazione non è messa bene. Chi sono questi? Impero bizantino. Non so chi siano. Quindi lei è in guerra. Ok. Bene, ci facciamo anche un'altra. Benissimo. Un'altra vittoria. Bene, è migliorato un mio comandante. Perfetto. Comanda bene la cavalleria. Perfetto. Allora, fatemi vedere una cosa. Allora, aspettate. Quindi lui... E lui, ok. Allora, cambiamo comandante.
No, scusate, lui invece. Il vassallo, lui è forte negli assedi. No, allora lo teniamo. Cambiamo di Moore. Gli mettiamo lui, che è forte con la cavalleria. E lui con gli assedi. Ok, va bene così. Bene ragazzi, bene, 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 bene. La guerra sta andando bene. Stiamo difendendo dall'invasione greca. Bene, bene, bene. Io li attaccherei anche però. Allora, Kar Sultano Murad. Durante la recente visita di tua moglie Gondor abbiamo trascorso splendidi momenti discutendo le somiglianze dei nostri popoli, promuovendo un patto di non aggressione. Chi è questa? La regina? Vabbè. Va bene. Sono fiducioso, però non è che mi interessi onestamente. Giusto per mia moglie. Allora, ok, fra poco andiamo a recuperare la nostra. Perfetto. Vittoria anche qua. Adesso si sposteranno, vediamo se si spostano a prendere la Licia. Ah, sono in guerra ancora. Contro il Basileus, wow. Allora, mentre lei cresce, io credo che Sans potrebbe seguire alcune mie indicazioni nell'area in cui sono più esperto, l'arte della guerra. Questa è la mia possibilità di fare un sacrificio per il bene della sua educazione. Ma cosa posso offrire? Ma chi è questa? Cioè, la mia cortigiana. Cosa me ne faccio io dalla mia cortigiana? Io potrei diventare crudele, però perché devo diventare crudele? Cioè, non ha senso. Che impari da sola. Allora io entro anche in guerra santa contro Bisanzio, però aspettiamo un attimo. Concludiamo prima una guerra, va. Facciamo casini. Guardalo qua Bisanzio che arriva. Con 5.000 truppe. Allora noi potremmo batterlo, Bene, alt, 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 alt. Bene, bene, bene. Abbiamo vinto la guerra. No, l'abbiamo persa. Abbiamo perso la guerra, perché? Perché sarà intervenuta Bisanzio. Ma porca miseria. Quindi una piccola competizione di lancio del giavellotto potrebbe essere divertente e sarebbe anche un bel modo per affinare la sua tecnica di combattimento. Forse dovrei organizzare una gara nella tua corte, magari un'altra volta. No, no, organizziamo una gara. Allora ragazzi, purtroppo è andata male la difesa del nostro possibile vassallo, ragazzi. Ah, è andata male ragazzi. E abbiamo perso anche un sacco di truppe. È vero che nel tempo sono migliorate, però. No! Tutti i partecipanti alla competizione sembrano divertirsi parecchio. Stanno lanciando, conversando e ridendo tutti assieme. Forse il divertimento è un po' troppo. Capita che qualcuno lanci mentre sono ancora in corso di misurazione del lancio precedente. Chi? Ah, ok, lui. No, mi voleva così bene. Vabbè, non è grave perdita. Storpiato. Va bene, ragazzi. Allora, bene, perfetto. Bene ragazzi, allora ci vediamo nel prossimo gameplay dove toglierò, insomma, disbanderò le truppe e penseremo al prossimo obiettivo da farsi. Qua però che sfiga ragazzi. Che sfiga. E questo qua, i bizantini continuano a espandersi a mie spese, maledizione. Ok, posso migliorare qualcosa. Andiamo sulla fanteria. Sì, la fanteria. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao.